Scalata 88 sopra la chiesetta. Ok, molto bene. Sono passati 3 anni dalla tempesta perfetta e i cantieri in ogni angolo del Bellunese non si sono mai fermati nemmeno in piena pandemia. A Rocca Pietore, comune divenuto simbolo del dramma, l'elenco delle cose fatte e da fare è lungo. Ci sono in corso argini, briglie, ponti, difese spondali. Stiamo ultimando il ponte di Col di Rocca che il Vaia si era portato via. Stiamo iniziando i lavori a sottoguda sui serrai in maniera importante. La cronaca dell'emergenza da queste parti è quindi diventata presto cronaca della ricostruzione, con il coordinamento affidato allo stesso presidente Luca Zaia in qualità di commissario straordinario, orgogliosi di quanto fatto, e faremo le sue parole: oltre 2000 i cantieri, 700 i milioni di euro investiti. Abbiamo imparato a fare squadra per l'ambiente, il commento invece del ministro bellunese D'Incà. Ma i frammenti di quei giorni non si dimenticano. Sono le 14 del 26 ottobre quando parte la prima allerta idrogeologica, ma è dal 28 che le piogge diventano fortissime, con un vento di scirocco che nel pomeriggio del 29 tocca picchi di 192 km/h. È qui che l'allerta diventa dramma, l'apocalisse. Le piante vengono sradicate, i cartelloni stradali divelti, i tetti scoperchiati, i boschi diventano cimiteri di alberi. Il comune più danneggiato è Feltre. Sulla Cugliada un uomo di 49 anni viene travolto da un albero mentre rientra dal lavoro. È lui di fatto l'unica vittima di Vaia, ma tutti sanno che poteva andare peggio se gli enti locali non avessero adottato provvedimenti e lanciato appelli, come a Longarone, dove l'ordinanza di evacuazione dell'area industriale è stata provvidenziale. C'è stata una grande anche collaborazione con le stesse aziende, perché abbiamo condiviso la chiusura a mezzogiorno e quindi questa è stata anche una scelta che ha permesso, mi auguro, di salvare qualche vita umana e di non veramente far diventare ancora più tragica questo dramma di questa tempesta. Ma di Vaia non restano soltanto i cantieri. Un grosso progetto potrebbe vedere la luce già nei prossimi mesi. Il nuovo centro di coordinamento di soccorso che presso la sede dei Vigili del Fuoco, mi auguro il prossimo anno, potrà garantire di avere una struttura nuova, efficiente, tecnologicamente avanzata, che possa aiutare tutto il sistema di protezione civile della nostra provincia a funzionare al meglio.